Buongiorno e buona domenica. Oggi è una domenica un po' particolare perché è brutto tempo, piove, un sacco di problemi in giro per i paesi del Friuli Venezia Giulia. Io ieri a Campoformio ho avuto un'ora e mezza di blackout, stanotte idem, però siamo ancora qua. Giusto, Giovanni Adami con il cellulare. Ciao John, presente con la maglia di Buongiorno a Sudafrica. tutti. Con la maglia di Sudafrica oggi? Come mai? Sì, sì, rugby sto giro, rugby. Rugby, rugby. Ma ero Invece, ispirato, un po' di Argentina All Black di rugby. invece Alessandro Micheli, presidente del FIPAV, con la maglia, col maglione giallo, credo non sia un caso, no? No, infatti, se vi ricordate, l'altra volta l'avevamo arancione, oggi siamo tornati gialli. Ma siamo realmente gialli o un giallo un pochino così? Un Leggevo giallo che... carico, un giallo Giallo carico, penso. Sì, cioè, anche dall'ordinanza di Federica mi sembra che la situazione sia ancora di grande attenzione, Alessandro. Ieri, sì, ieri ho Ho visto sentito anche la sua conferenza stampa, insomma è un giallo, ma se fossimo rimasti arancione credo che sarebbe cambiato poco. Sì, sarebbe cambiato poco perché probabilmente avevamo poco da cambiare. È un'iniezione secondo me, un'iniezione di fiducia anche nei confronti nostri e voglio dire della nostra regione. Devo dirti che adesso sta a noi, veramente a noi, applicare il buon senso. Parlo come cittadini adesso prima che come sportivi, cioè di meritarci questo giallo, meritarci il giallo perché per non andare soprattutto a far lavorare ulteriormente quelle strutture sanitarie che diciamo che vivono comunque delle giornate e dei periodi di estrema difficoltà. Giovanni? Siamo d'accordo, il commento è perfetto. Adesso giallo-arancione, se fossimo rimasti arancione nessuno avrebbe urlato allo scandalo. Il mio studio è nella zona dietro dell'ospedale di Udine, per le ultime settimane è una zona particolarmente movimentata da ambulanze, sirene, lo si percepisce proprio chiaramente. Dico, nelle ultime settimane continuo a dire, cerchiamo di ripartire il prima possibile, ma cercando di guarire il prima possibile. Cioè adesso diamoci tutti una mano con la regione, con i nostri governi comunali, eccetera, e cerchiamo di buttarci alle spalle prima. Nel momento in cui arriverà il vaccino poi sarà tutto gradualmente diverso e torneremo anche alla nostra normalità. Adesso dobbiamo veramente stringere i denti e fare i bravi. La normalità, Alessandro, è di una nota della pallavolo, mi sembra che vada commentata di questi giorni, di ieri, l'altro ieri, non ricordo bene, piuttosto dura, no? Dura, cioè piuttosto stringente. Sì, l'abbiamo appreso praticamente nelle prime ore di ieri mattina, quando c'è stato questo ulteriore comunicato della federazione. Diciamo che bisognerebbe, no, se posso, contestualizzare un attimino quello che è successo. Innanzitutto partendo dall'ultimo DPCM. L'ultimo DPCM che era di fatto comunque ulteriormente stringente per quanto riguarda l'attività sportiva, anche quella che veniva definita attività sportiva di interesse nazionale. A questo punto il CONI, che è praticamente il tutore di quelle che sono, o chiamiamola il verificatore, il controllore delle manifestazioni e dei campionati di carattere nazionale, scrive una lettera alle varie federazioni. Nella quale specifica, ecco, la vedete in sovraimpressione, no, chiede di specificare esattamente quali siano questi campionati che possono essere inseriti, e chiedendone anche i relativi calendari, che possono essere inseriti
quindi come attività da poter continuare a svolgere. La Federazione Italiana Pallavolo ha preso in esame quello che sappiamo è che c'è stata una ampia discussione, ma ha deciso di proseguire la linea di mantenere ancora, a parte le Serie A che sono di preminenza di pertinenza Lega, di proseguire le Serie B, in quanto avevano anche tutti i calendari già previsti, e di sospendere tutte le attività dei settori dei campionati, e lo ripeto che sono dei campionati nazionali comunque per noi da statuto, cioè non avevamo inventato niente da statuto. È un po' un dietro della tua federazione, posso dire, cioè, mi sembra che prima era stato un passo in avanti, adesso è un passo indietro abbastanza netto, Alessandro. Sì, cioè, assolutamente. Non è stato, allora devo dirvi, non è stato preso bene da nessuno, non è stato preso bene dalle società in primis, e voglio essere molto chiaro, certe decisioni obiettivamente speravamo di poterle condividere. Questo è tutto si può fare, tutto è, voglio dire, sta legittimo, c'è qualcuno che deve decidere. Voi sapete, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda anche John, per quanto riguarda Hermes, tutto quello che noi abbiamo dato come indicazioni di massima ed estrema prudenza, devo dirvi che la nostra regione, è vero, dal punto di vista sanitario è un attimino in controtendenza, perché non è ancora in una situazione di netto miglioramento come in alcune altre realtà. Però se guardiamo l'Italia intera, obiettivamente sta meglio rispetto a 2 o 3 settimane fa. E invece questo atto fa fare un passo indietro, quindi io posso capire che le società siano un attimino perplesse. Ci torniamo, però voglio coinvolgere anche John. Intanto salutiamo Loris Basso e tutta la comunità del Triangolo della Sedia. Loris, presidente di una società storica che sta facendo benissimo qua. Buona vita anche a te, Loris, speriamo di rivederci presto in campo. Anche Andrea, ciao Andrea, buongiorno avvocato e buongiorno a tutto il mondo della legge del Friuli Venezia Giulia. John, mi sembra, ecco, Alessandro è stato molto preciso e anche molto sincero, schieto, dice non è stato preso bene, potevano coinvolgerci, è un atto che arriva dall'alto, è un po' in controtendenza rispetto a quello che è l'andamento nazionale. Però fa un pochino il paio ed è condivisibile, percepisco anche dalle parole di Alessandro un minimo di perplessità, no? Lo dice da presidente regionale nei confronti della presidenza nazionale, quindi con grande onestà intellettuale. John, fa un po' il paio però questo atto con quello che avete detto voi 2 settimane fa, cioè quella lettera famosa congiunta che in certo senso forse viene anche rivalutata, no? Era stata oggetto anche quella di critica, però di fatto il presidente nazionale della FIPA dice, anzi mette in pratica quello che era un vostro consiglio o suggerimento, o sbaglio? Sì, ma intanto volevo ringraziare Loris Basso perché, e lo ricordo a tutte le società nostre affiliate, ha donato attraverso il suo ruolo istituzionale, è riuscito a ottenere dei termoscanner e delle mascherine che sono stati poi donati e distribuiti sul territorio. Quindi grazie ancora, l'ho già fatto personalmente, è stata una bellissima iniziativa di grande solidarietà nel mondo dello sport. Seconda cosa, quello che mi domandi tu, Dus, beh certo, in realtà la situazione di basket e pallavolo è molto differente, perché noi già da un mese credo che siamo completamente fermi, e a parte qualche sporadica situazione all'aperto a livello individuale eccetera, l'attività in palestra era bloccata perché il presidente Petrucci da oltre un mese, quindi diciamo dopo il DPCM del 24 ottobre, ha detto che i nostri campionati nazionali sono 3 al maschile e 2 al femminile, le massime categorie, quindi tutto il resto si blocca.
Quindi in questo momento invece, dopo l'intervento della nota della FIPAV, siamo sostanzialmente in una situazione equilibrata di parità sotto profilo eventualmente interpretativo. Per quel famoso accorato appello, come lo abbiamo chiamato noi, di 2 settimane fa, era semplicemente un invito a essere diciamo, a essere tutti quanti più prudenti nel modo più stringente possibile, un accorato appello a stare attenti nell'esercizio dell'attività, perché prima guariamo, prima ritorniamo alla normalità. Si è bloccato John? Sì. Si è bloccato John col cellulare. Adesso magari cerchiamo di recuperarlo. Mano tesa Ecco. verso tutto quello che hanno fatto per noi, e ricordiamo i contributi, 4 milioni di euro per le sanificazioni, ma ci saranno ancora altri contributi, quindi bisogna pensare che Friuli Venezia Giulia è stato sempre vicino in questa turbolenta 2020, annata 2020, alle ASD, e questo chi vuole negarlo lo dica, ma è un dato oggettivo. E però, insomma, adesso parliamoci chiaro, bisogna recuperare pian piano il vaccino, arrivare alla fine della proroga del periodo emergenziale di cui all'ultimo di DPCM, quindi sicuramente andiamo a metà di gennaio, non prima, per poter riparlare di rientri in palestra, eccetera, eccetera. Alessandro, tu dicevi che le società non l'hanno presa bene, no? E quindi avrai ricevuto, immagino, dei messaggi o delle telefonate di protesta, di lamentela, o anche magari semplicemente di dispiacimento, di disperazione sportiva. Ecco, tu dicevi prima, ti ho interrotto perché volevo coinvolgere John, che sei rimasto un minimo sorpreso da questo atto arrivato dall'alto senza condivisione. Ma ti sei dato una ragione? Perché letta dall'esterno, da noi del basket, sembra una fuga all'indietro di un mondo come il tuo, che è sempre stato visto invece come un mondo che è in testa al gruppo. Abbiamo avuto domenica scorsa uno dei più grandi, devo dire, rappresentanti del nostro mondo sportivo, che è Righi, che non smetterò mai di ringraziare, ha dato un sacco di risposte. Ecco, oggi mi sembra un passo indietro che va interpretato, e chiedo a te di dare un'interpretazione. Sì, cercavo di leggere, dopo magari commentiamo quello che scrive, che scrive Massimo Drigo. Per quanto riguarda il discorso, la domanda che tu mi facevi, allora, prima di tutto, una cosa che io mi sento di confermare è che quello che abbiamo detto noi tre come presidenti, l'appello al buon senso, rimane assolutamente valido. Io non sto facendo nessuna marcia indietro di questo genere. No, non tu, non mi riferivo a te. Perché ritengo che la nostra missione sia anche quella di, in quanto gestori un po' delle società, di fare delle raccomandazioni, che in questo caso, secondo me, sono comunque state seguite da un largo numero di società, per quanto ci riguarda. Dall'altra parte, devo dirvi che negli ultimi giorni avevo cominciato a sentire anche alcune società che gradualmente, piano piano, avrebbero voluto ricominciare a fare un po' di movimento per rientrare, no, gradualmente in palestra. Quello che mi sono sentito di dire, se voi la sentite, se voi ritenete che ci siano tutte le condizioni, non è che, volevo dire, nessuno di noi vi condanna per questo. Mi raccomando, parlatene con le atlete, con gli atleti, parlatene con le famiglie, parlatene con i tecnici di stare attenti. Questo è stato sempre il senso. Quello che invece è quello che definisci tu come passo indietro, ecco, devo dirti che questo passo indietro è difficile da capire. Ci è difficile da capire a noi presidenti anche regionali, che poi siamo sul territorio e a questo punto ci sentiamo dire che
naturalmente fino ai 16 di rientrare nelle nostre palestre neanche non se ne parla. Ci sono dei controsensi, però permettetemi, non solo a livello però delle federazioni qua, ci sono dei controsensi a livello governativo, perché se la situazione va migliorando, cioè, e ci mettono ancora dei paletti più stringenti, beh, diciamo che quantomeno c'è qualcosa che si comprende poco. Infatti. È difficile, questo è il senso della mia domanda, era questo. Non è che ci sia qualcosa che noi non sappiamo? Probabilmente non c'è, sinceramente, a livello di difficile, a livello di federazioni posso dirvi che è stata presa una decisione dove probabilmente i campionati nazionali giovanili non avevano ancora delle date, logicamente c'erano delle date che verranno poi posticipate, ma non c'era anche un calendario, perché ricordo che il CONI chiedeva i calendari ufficiali di tutte le manifestazioni. È stato sospeso tutte le attività giovanili e anche la Serie C, come un campionato che è un campionato. Quindi fino al 15 gennaio, Ale, non se ne parla, giusto? Sì, oramai di tornare in palestra non se ne parla. No, sì, esatto, dico per queste Serie C giovanili, questo è, non mi sembra. Questo è il senso del comunicato e quindi di quelle che sono state le indicazioni della federazione a seguito dell'IPCM e della successiva richiesta del CONI. Tutto chiaro. Così anche per chiarire chi ci guarda a casa. Giovanni, rispondiamo a un baschettaro come Drigo, magari chiediamo a Francesco di rimetterci sopra pressione la sua domanda. Era una domanda abbastanza ficcante e quindi magari ti chiederei adesso vediamo appena che la recupera. Va detto, John, che quindi vediamo se, eccola qua, buongiorno Presidenti, mi date una sintesi della motivazione della recente lettera delle 3 federazioni al governatore Federica, che frequentando altri sport ho captato non condivisa da tutte le federazioni. Altre domande legate anche alla lettera FIPAV sulla soggettività della scelta dei campionati o atleti di rilevanza nazionale. Questo però forse è più riguardo a te, Ale, no? Il discorso del pasticcio a Forbetti, secondo me inizialmente gestito in modo fantasioso. Per la FIP il rischio di concorrenza della WISP è alto in questo regime di AU, poi non so se c'è puntini. Beh, insomma, rispondi tu Giovanni, mi sembra Massimo in forma stamattina. Sì, rispondo io, vado io. Salutiamo rispondo io e parto dall'ultima, il discorso io ho sempre detto che la pallacanestro è di tutti e che se vogliono fare CSI, WISP, XEN, pallacanestro la facciano. Non dobbiamo aver paura come federazione, perché la Federazione Italiana Pallacanestro offre a livello regionale un prodotto che non è assolutamente attaccabile sotto il profilo dell'organizzazione, della qualità eccetera, da questi enti che ho appena citato. Sottolineo che con Massimo Piubello e Max Vittor il rapporto è eccezionalmente buono da parte mia e per questo ho sempre detto la pallacanestro è di tutti. Se la WISP vuol fare pallacanestro per gli over 40 la faccia pure e non c'è nessun problema. Finora non abbiamo avuto della concorrenza a livello giovanile, tipo CSI in Veneto o qualcosa in Toscana o in altre regioni, ma è chiaro che adesso vediamo proprio ieri che Alghero ha iscritto tutte le squadre giovanili alla CSI e le ha portate in palestra. Abbiamo visto Tiber Roma che ha fatto una cosa analoga nel Lazio. Può essere che faccia anche qualcun altro da altre parti d'Italia. Al Consiglio federale del 2 dicembre il Presidente Petrucci, nelle ultime righe del comunicato stampa, ha scritto che andranno in maniera laconica ma sicuramente significativa, hanno scritto che ha ripreso in mano tutte le convenzioni con gli enti di promozione sportiva per rivederle. E secondo me poche parole che però possono voler dire tanto. Effettivamente il discorso fatto in questi mesi, per cui
determinati enti di promozione sportiva fanno dei campionati che poi finiscono alle finali nazionali, per cui tutta l'attività è fatta salva perché di livello nazionale, perlomeno fino all'altro ieri, è un discorso che poteva tranquillamente fare anche la Federazione Italiana Pallacanestro, perché tranne l'Under 13, insomma, tutte le altre categorie giovanili le porta con l'eccellenza e quant'altro, le porta fino a una finale nazionale. Quindi l'interpretazione poteva essere analoga. Il Presidente Petrucci e il Consiglio federale hanno fatto una scelta diversa, noi volenti o nolenti la sottoscriviamo perché siamo organi federali e siamo rappresentanti della federazione sul territorio. Adesso sarà il Presidente che vedrà dei rapporti con gli enti di promozione sportiva. Ho sempre sostenuto, e questo mi sono testimoni tutti da 5 anni a questa parte, o perlomeno dal 2015, da quando abbiamo sottoscritto formalmente un accordo con la WISP, che secondo il mio modesto punto di vista, ma di bracciante dello sport, umile bracciante della pallacanestro, era che la sede, non tutte le regioni hanno dei rapporti uguali con gli enti di promozione sportiva. Se Roma ci lasciasse un'autonomia, io credo di essere in grado di poterlo gestire con i rappresentanti, miei omologhi degli enti di promozione sportiva locali, che sono persone di senno e di sport e di grande qualità. Grazie, scusate se vi ho disturbato troppo. Come ci hai disturbato troppo? No, è stato un monologo. No, invece devo dirti che hai beccato perfettamente, perché anche Massimo poi ha risposto dicendo che erano quei due riferimenti. Ecco qua. La seconda domanda è chiaramente la lettura a questa regola allo stato attuale. Rispondi tu, Alessandro? Sì, mi dispiace dirlo, ma la federazione non ha fatto in questo caso la furbetta. Noi possiamo andare le carte sono ufficiali, i nostri campionati fino alla Serie C sono dei campionati nazionali e i campionati giovanili fino all'Under 13 sono nominalmente dei campionati nazionali. Se applicare quello che sono i regolamenti della federazione, che sono pubblici, che quindi sono, tra virgolette, anche consultabili dal CONI, vuol dire, questo mi sembra che non sia un discorso di furbetti, ma era un discorso che poteva essere ed è stato portato avanti fino all'ultima DPCM, fino all'ultima decisione che è stata presa. Probabilmente c'è stata una interpretazione di ulteriore volontà di prudenza. Questo devo dire che non lo sappiamo, non lo sappiamo esattamente di questo. Abbiamo chiesto anche un confronto ufficiale, anche perché noi poi siamo sul campo a rispondere alle società. Quello che a me spaventa, lo dico francamente, spaventa, e non solo per il discorso dello sport, della pallavolo, è il discorso della perdita di numeri per quanto riguarda i ragazzi e le ragazze che oggi noi inevitabilmente perderemo. Li perderemo in questi mesi. E questo è un dato purtroppo gravissimo. Noi abbiamo avuto un riscontro, vi dico, in termini di tesseramento a livello nazionale fino al 30 di ottobre, che mentre è molto contenuto nella fascia giovanile più alta, si parla di un meno 45-46% nella fascia dai under 13 in giù. I numeri sono dei numeri devastanti, ma sono devastanti non solamente perché non fanno pallavolo, ma sono devastanti perché sono dei numeri che io lo dico anche serenamente, magari spero che qualcuno continui a fare qualcosa, che faccia atletica, che faccia qualche sport, qualche altra tipologia di sport intanto, perché sarebbe gravissimo perdere quei numeri, da un punto di vista sociale, da un punto di vista sanitario. Ci sono tante cose che oggi come oggi
rischiano di portare tutti questi ragazzi, tutte queste ragazze lontano dal mondo dello sport. Ecco, di questo comunque non abbiamo bisogno. E quindi abbiamo bisogno di organizzare anche una forte ripartenza. E quando dico di organizzare una forte ripartenza, dico condizioni sanitarie sempre permettendo, ma oramai penso che questo si sia capito, dal 16 di gennaio, se così fosse, in primis noi dobbiamo avere gli impianti. Come penso John, no, avrà le stesse problematiche. Dobbiamo avere gli impianti a disposizione, punto. Perché se no dove li mettiamo i ragazzi? Come cominciamo a ritesserare i bambini per fargli fare le attività? E questo è un primo punto, addirittura prima dei ristori. Sì, sono argomenti importanti. Speriamo poi che sia il 16 una data buona, speriamo che si stia meglio a livello di trend, perché voglio dire, in Friuli credo che sia il momento peggiore. Io devo dire la verità, del primo giro in primavera io non avevo conosciuto nessuno, al di là del dramma che abbiamo vissuto che ci è arrivato fra capo e collo, io non conoscevo nessuno positivo, no? Devo dire che questo secondo giro invece nella porta accanto ci succede, no? Quindi è una cosa molto più diffusa. Poi per fortuna, voglio dire, riusciamo a gestire la situazione, però è una cosa diventata veramente che si è estesa a macchia d'olio. Quindi auguriamoci che il 16 di gennaio si stia meglio. Giovanni, ti chiedo a livello legale, dopo ho due domande per te, Alessandro. Il mondo del volley è abbastanza in subbuglio questa mattina. John, se a questo punto mi sembra di capire perfettamente che quindi è vietato di fare attività, no? Non è più solo consigliato di non farlo, è vietato anche in campetto, quindi in campetto uno può andare, l'allenatore del Bus dei Veris, detto, cioè, può fare 3 contro 3 distanziati in campetto, oppure se passa un vigile parte la multa, ti chiedo, Spiegami come si fa a fare 3 contro 3 distanziati? Con difesa 2 metri, ognuno con un pallone. Esatto, cioè, diciamo lavoro individuale, dai, ok. Beh, hai capito cosa intendevo dire? Intendevo nel rispetto delle regole. Ecco. Guarda, io ho partecipato anche l'altra sera a una trasmissione molto bella con il presidente del rugby che dice, regionale, che dice: noi interpretiamo l'ultima ordinanza del presidente Fedriga considerandoci non sport di squadra, e quindi mentre facciamo questa attività individuale, addominali, salto della corda, allunghi, flessioni, eccetera, eccetera, noi a questo punto possiamo tranquillamente continuare così all'esterno, distanziati 1-2 metri, eccetera, eccetera. Come le mie società sanno, abbiamo chiesto un chiarimento alla FIP nazionale per cercare di amalgamare, di conciliare, di interpretare la posizione della presidenza nostra, la posizione della presidenza regionale Fedriga e la posizione il penultimo DPCM Conte. Ora, io credo che chi faceva attività o così organizzata all'aperto abbia smesso dopo l'intervento del presidente Fedriga, e a maggior ragione abbia smesso per il bruttissimo tempo che ha attanagliato ultimamente la nostra regione. Credo però che la corsa all'esterno per fare fondo, quella possa essere sempre fatta nonostante i rigori dell'inverno. Non diventa un'attività nell'alveo federale, non diventa un'attività nell'alveo societario, diventa un'attività di singoli che all'aperto vanno a farsi la corsa e a fare un po' di esercizio atletico. Quindi significa che non copre l'assicurazione, che non ci possono essere lamentele, eccetera, eccetera. Mi scrive anche Jack Braida che 3 contro 3 distanziati è bellissimo. In effetti potrebbe essere una nuova disciplina, John, da lanciare. Approfittiamo di quel. Scusa, posso dire? Sì. Tu facevi 5 contro 5 distanziato quando eri in difesa, stavi a 2 metri, per non dire 3, dal tuo avversario. Ma proprio quindi se non c'era il Covid, non c'era il coronavirus, e tu allargavi le braccia per cercare di fare un po' di oscurare un po' e basta, non scivolavi, eri proprio il precursore di questo sport distanziato.
Sì, sì, è verissimo, facciamoci un sorriso. Prima recuperiamo un po' di messaggi. Prima, se non sbaglio, Stefano diceva essere positivo non vuol dire essere malato, ha ragione. Condivido, eccolo qua, essere positivo non vuol dire essere malato, ha ragione. Però è il grande equivoco di questo momento qua, non si capisce bene, quindi è uno forse solo la storia dirà quella verità. Davide Piccinin, presidente Volley Prata, per continuare a fare attività questa settimana ha fatto 6 tamponi, non c'è altra strada. Recuperiamo altri messaggi, Francesco. Da inizio 2020-2021 ha speso fino ad oggi 8.300, sempre le Volley Prata. Nonostante questo sono stati fermati molti, tutto il team 21 giorni saltando le prime 4 giornate. Poi c'era ancora lo sport, tutto quello di base per primo, di fare un punto a capo e avere una data certa di ripartenza per il nuovo anno. Basta chiacchiere, ma programmi certi e certosini perseguibili speriamo. Ma posso rispondere? Sì, vai. Poi dopo passiamo al volley. Vai, Johnny. Ma certo, ma è il desiderio di tutti, piano A, piano B, piano C, ma non avete visto che ad esempio nel basket abbiamo rinviato la partenza dal 25 di ottobre della C2 al 1 novembre della C2 e poi dopo al 6 gennaio e adesso col DPCM la dovremo di nuovo rinviare, cioè e sicuramente dovrà andare, detto tra di noi, ai primi di febbraio, non è niente di ufficiale, ma se si può tornare in palestra e incrociamo le dita verso il 15-16 di gennaio, è chiaro che 2 settimane di allenamento dobbiamo concederle alle nostre squadre, alle nostre società. Quindi è difficile con l'incedere di PCM e delle norme poter dare delle date certe, cioè date certe le stiamo cercando di dare fino a quando una norma sovraordinata a quella che è il mio pezzo di carta scritto sulla carta di formaggio, perché le nostre delibere interne del mondo della pallacanestro regionale si infrangono di fronte a norme di portata superiore e di fonti superiori e quindi dobbiamo solo stare ad aspettare che la situazione si stabilizzi un attimo. Io purtroppo potrei dire anche adesso si riparte definitivamente il 1 febbraio, prima pallavolo del campionato di C2, ma se dopo il 16 di gennaio c'è un ulteriore DPCM che ci proroga ancora lo stato di emergenza e non ci permette di riacquisire lo spazio in palestra, cosa facciamo? Allora riavvolgiamo il nastro. Di sicuro prometto che in settimana o la settimana prossima dovrò intervenire con un differimento a sicuramente una data posteriore al 6 gennaio per la ripartenza dell'attività. Quindi questa è l'unica data certa che si può dare. Scusate lo sfogo. Ma è così. Così. Ale, un sacco di messaggi del mondo ai volley, vuoi rispondere piano piano? Sì, ho visto per quanto riguarda il Volley Prata, che tra l'altro è una società che milita in A3, quella è stata una strada, è una strada praticamente obbligatoria per continuare a fare attività. Ma quante società oggi possono gestire un discorso di questo genere anche dal punto di vista soprattutto economico e organizzativo? E a parte tutto quello che è stato speso, tra l'altro, devo dire che alla fine sono rimasti fermi 21 giorni per casi. Questo non significa che tante altre società abbiano avuto magari i casi, no? che ci sono stati purtroppo in casa Prata. Ma comunque chi dice che il virus non gira, e purtroppo mi sento di dire che appunto è vero che il positivo può anche non stare male, ma il problema è che ci sono i positivi che ancora non lo sanno magari di essere, girano e non è detto che la persona che lo prende da questo asintomatico lo prenda nella stessa forma e nello stesso modo. Quindi questo è purtroppo il grosso rischio, ma qua non vogliamo ritornare sempre nel discorso del problema sanitario. Qua ripeto, il mondo del volley, ma riprendo un po' tutto il discorso, non solamente ecco, queste sono bellissime immagini che vorremmo prima o poi rivedere con un po' di gente dietro quegli spalti che oggi in qualsiasi sport sono miseramente vuoti, ma quante cose ci stanno cambiando la vita. Devo dirvi che insomma, cioè, come dicevi tu Davide, la prima ondata è stata presa, eravamo tutti veramente così allarmati,
avevamo speranza di magari con la primavera, con l'estate, no, di superare. Oggi ci siamo ricascati in modo importante e dobbiamo guardare veramente a questo periodo come un periodo, visto che se ci dicono che arriveranno presto questi benedetti vaccini, di fare in modo che, ripeto, da cittadini della nostra regione tutti noi facciamo il nostro, e facendo il nostro io dico che magari anche le istituzioni, vuol dire, ulteriormente faranno qualcosa anche per il mondo dei giovani. Non parlo solo per il mondo dello sport, ma parlo del mondo dei giovani. Lo stiamo già facendo, come diceva John precedentemente, siamo stati aiutati, adesso no, il discorso delle sanificazioni arriverà entro l'anno, quei contributi messi a disposizione dall'assessorato, dall'assessore Gibelli, che in questo caso è stata una lotta dura, devo dire, una lotta importante all'interno, perché chiaramente capite che oggi in una situazione di questo genere riuscire a dare dei contributi di questo genere per le sanificazioni delle società sportive che vanno in impianti scolastici o gestiti o che vengono frequentate da scuole, è comunque qualcosa che quei 4 milioni probabilmente potevano anche essere inseriti in qualche altro capitolo. Noi ci auguriamo che questi possano essere veramente utili, importanti per le nostre società, e che siano chiamiamoli dei ristori. Ci auguriamo che dei ristori arrivino ancora, magari non dalla regione, ma a questo punto dallo Stato, perché vuol dire, il nostro è un settore che sicuramente è tra i meno considerati in questo momento, e non è considerato il danno soprattutto nei confronti dei giovani. Io per quanto riguarda, scusami, termino solo riferendomi a quello che diceva John. Noi tutti siamo lì che stiamo studiando in continuazione quali saranno le formule ideali per cercare di far giocare il più possibile e il meglio possibile le nostre società. Ma dobbiamo avere anche noi delle date certe da cui ripartire, e soprattutto, come si diceva, poterli allenare prima di fare i campionati. Certo che un minimo di base bisogna mettere nelle gambe di questi ragazzi. John, c'è un messaggio di Max Maggiore a cui vorrei tu rispondessi, ma ce ne sono anche tanti altri, magari Francesco, da recuperare prima del volley, se non sbaglio. Johnny, Max Maggiore dice: ci hanno obbligati, buongiorno anche a Massimiliano, muniti di dispositivi di Covid, responsabili Covid, presidenti. Quando ci riapriranno con le stesse misure, che senso ha avuto chiudere lo sport minore e distruggere questa base importantissima? Non so se sei bloccato per rispondere a Max o ti sei bloccato proprio. No, si è bloccato. Si è bloccato. Allora, magari intanto che aspettiamo Giovanni, Francesco, recuperiamo un paio di messaggi del volley che abbiamo perso per strada, tra virgolette, mi sembra, se non sbaglio. Sì, ecco, questo concordo con tutti voi, ma allora, senza dare date certe, entro febbraio 2021 sarei più onesto per le federazioni dire che i campionati minori questa stagione la saltano piuttosto che fare tira e molla, creare false aspettative. Gianmarco dice: essere positivo vuol dire essere contagiosi. Hai già risposto tu prima, Ale, dicendo che in effetti è vero, non è detto, no? Questo è il messaggio di Max Maggiore. Poi c'era anche la controrisposta prima, se non sbaglio. Ecco, tornare a fare sport oltre al certificato medico bisogna avere il patentino di vaccinazione Covid. Poi se non funziona, di chi sarà la colpa? Non lo so, credo che sia tutto in divenire, no? È tutto in divenire. Simone Drigo, c'è da tenere anche il rischio che alla ripresa ci si possa trovare con organici ridotti all'osso, perché molti pallavolisti potrebbero preferire sport più sicuri, soprattutto nel giovanile. Questo facevi riferimento anche tu prima, Alessandro, no? Con la perdita magari di... John, hai sentito prima? Sei collegato? Johnny?
Ma io stavo rispondendo a Max Maggiore, poi sono scomparso. Riavvolgi il nastro, vai con Max Maggiore, vai. Allora, diciamo, Max, la base importantissima è stata duramente colpita, non è stata distrutta, e i prossimi mesi mi daranno ragione, vedrai, con una certa obiettività. Seconda cosa, ne usciremo quando ci sarà un vaccino, c'è poco da dire. Caro Max, adesso stiamo sentendo velatamente i nostri governatori, e non solo, parlare di terza ondata, quando prima, durante la trasmissione, qualcuno diceva ci sono dati che non sappiamo, cose che non sappiamo, ma a me fa terribilmente paura sentire adesso sussurrare, mormorare la terza ondata, perché esattamente con la stessa maniera strisciante con cui sentiva parlare della seconda ondata a giugno e luglio, adesso ci ripropongono un'ipotesi. Certo è che il vaccino sembra, adesso in Russia hanno cominciato a distribuirlo e a sottoporre la popolazione, credo che sia più vicino, e con l'incedere, con l'aumentare delle persone vaccinate diminuiranno anche i rischi di contagio, ma solo in questo momento qua riusciremo a ripartire. E ti dirò una cosa, hai perfettamente ragione, ripartiremo all'inizio con la stessa procedura dei protocolli, con responsabile Covid, con i distanziamenti in palestra, le entrate e le uscite, 1 metro di distanza nelle panchine. Di questo sono assolutamente sicuro. Non è che cominciamo a vaccinare e poi tutta la popolazione ci vorrà 1 anno per vaccinarla tutta. Con l'inizio del vaccino potremmo ricominciare a giocare a pallacanestro normalmente. Di questo sono sicuro. Dimentichiamoci che il 2020-2021 sia un'annata che torni alla normalità. La dovremo gestire interamente in stato di emergenza, e qua metterei la firma per avere un 2021-2022 tra virgolette normale. Ale, rispondi ai vari messaggi che sono arrivati. Ma per quanto riguarda anche il discorso della programmazione del prossimo anno, del 2021, no, l'intenzione non è quella di fermarsi sicuramente. Cioè, noi vogliamo portare avanti la stagione, noi vogliamo cercare di farla più regolare possibile. Ne ho parlato anche la scorsa settimana a Roma. Ci sono state, voglio dire, degli slittamenti per quanto riguarda il discorso delle finali nazionali che andranno sicuramente posticipate di 1 mese, quindi garantendo anche tutte le finali, le nostre finali giovanili e regionali fino attualmente, no? Come data probabile entro il 20 di giugno, quindi ritardate di oltre 1 mese. Si parla di posticipare la chiusura dei campionati addirittura delle regionali oltre, cercheremo di andare oltre il 30 giugno, quindi oltre il termine della stagione regolare. Cioè, stiamo battagliando per le società delle nostre regioni. Questo deve essere chiaro, cioè il messaggio è questo: noi non siamo contro, noi siamo dalla parte delle società. Se qualcuno ha interpretato, e quello dico pubblicamente, se qua ha interpretato male il senso della lettera e dell'invito che abbiamo fatto, onestamente si sta sbagliando. Il senso non era questo. Il senso era la volontà, il desiderio di ritornare più forti di prima. Se in quel momento era stato chiesto di fare un piccolo passo indietro per bloccare una situazione sanitaria che non è affatto brillante, neanche ora, beh, allora vorrà dire che ognuno guarda, no, il proprio orticello. Questa è probabilmente la situazione in cui viviamo. Perché nessuno considerava, perché le società non guardavano quello che, per esempio, dove le nostre, sto parlando delle D, o delle nostre D o le prime, le seconde, terze divisioni che erano ferme. Magari chi faceva la C o le categorie giovanili diceva, boh, intanto io posso allenarmi. Allora, una volta siamo uniti, non mi sembra. In questo caso invece l'unità ci avrebbe e ci potrebbe aiutare a ripartire. Ma noi stiamo lottando tutti, John, Hermes, io, tutti gli altri presidenti, per ritornare, ma mica per bloccare. Il nostro senso più bello è quando noi vediamo i ragazzini e i numeri aumentare delle nostre società. Questo deve essere
Questo deve essere chiaro. Questo deve essere il messaggio che noi vogliamo dare a tutte le nostre società e al mondo dello sport, ai genitori compresi, perché ce ne sono tanti. Dopo Alessandro rispondi anche al Pozzo Pradamano. John, quindi tu puoi anticipare già, l'hai detto prima. Posso? Che tu... Certo. Posso, Alessandro? Vai. Volevo completare una cosa, Alessandro, che hai detto tu, bellissima, con un messaggio del presidente della FIDA, l'Atletica Leggera, nostro regionale, con cui mi sono confrontato in una trasmissione, e lui ha detto: se noi all'aperto i campi di atletica possiamo continuare, dico a tutti venite, ma non iscrivendovi alle società di atletica leggera. Se avete bisogno venite per occupare le corsie, per fare degli scatti, per fare degli allunghi, per fare la vostra preparazione. Ed è stata una cosa transfederale, diciamo, che va a beneficio anche di associazioni ASD e di società che non fanno parte della FIDA, quindi della FIPA, della FIP, eccetera, eccetera, e mi è sembrata di estremo buonsenso e di grande comprensione del momento storico. Quindi grazie, Presidente. Beh, è giusto anche ricordare tutto ciò. Johnny, quindi sicuramente, poi hai anticipato prima, la ripartenza è allungata nei tempi. Beh, Perché tutti... insomma, basta fare due calcoli, non ci sono dubbi che C2 e D e poi conseguentemente i campionati regionali dovranno inevitabilmente slittare. Adesso comanda il DPCM, comanda la prosecuzione dello stato emergenziale, quindi non ci sono dubbi che ne riparleremo a febbraio, ma magari adesso con calma. Vorrei in settimana preparare e notificare, diciamo così, alle società anche appunto un piano B e un piano C per metterlo alla loro disponibilità, per scegliere anche cosa fare qualora si dovesse ricominciare i primi di febbraio, a metà febbraio o i primi di marzo. Comunque senz'altro non ricominciamo il 6 gennaio, questo è poco ma sicuro. E invece se posso fare un plauso a chi eroicamente sta andando avanti, e parlo di Allianz Trieste che non riesce a giocare una partita neanche e avrà un programma di recuperi di gare pauroso, all'Old Wild West che è partita benissimo, a Cividale e a Monfalcone. Monfalcone ha avuto più problemi con il Covid rispetto a Cividale e ovviamente alla nostra punta di diamante in A2 femminile, che si sta comportando molto bene, che stanno tutto sommato resistendo e stanno andando avanti in questa situazione difficilissima. John, poi risponde Marco Rinaldin che è piuttosto incavolato. Ale, anche tu, però abbiamo 2 o 3 messaggi. Si parla sempre del mondo del volley, che fa riferimento a esami di Stato, se non ricordo male, Luca forse Milocco, non lo so, adesso magari Francesco, stamattina abbiamo una marea di messaggi. Ecco qua, Finale Nazionale Giovanili così tardi, bisogna tenere conto dei vari esami di Stato dei giovani, e poi c'è da tenere conto anche degli impegni internazionali giovanili. È certo che c'è tutto da riparametrare, no? tutto da ricollegare, da rincastrare. Poi dopo, se sarà come dice il signor Adami, sarà scandaloso. I nostri ragazzi perderanno 2 anni della loro attività giovanile, essere solo allineati con le direttive governative non dà merito al nostro sport. Capito Marco, ma cosa possiamo fare? Slovenia, Serbia, Spagna stanno facendo l'attività giovanile. Sbaglia. Con la Slovenia siamo in contatto telefonico costante, ci siamo sentiti la scorsa settimana, quindi la Slovenia non ha, parlo di pallacanestro perché insomma ovviamente non dico che occupiamo degli spazi comuni, ma occupiamo degli spazi limitrofi e ci confrontiamo moltissimo. La Slovenia è stata ferma tutto il mese di novembre. Sullo schermo vedete invece immagini di attività giovanile che si sta svolgendo in Spagna, quindi la Spagna obiettivamente sta giocando alcuni dei campionati, probabilmente quelli nazionali o quelli di eccellenza. Sulla Serbia non so invece riferire. Croazia mi risulta ferma anch'essa. Concordo col fatto che per anni sia devastante. Provate a pensare ad esempio alla nostra... Scusate, non so se mi avete sentito. Sì. Ecco perché ero scomparso dallo schermo. Provate a pensare anche alla nostra annata che ha vinto la medaglia di bronzo a Udine la scorsa stagione con i vari Casarin, Spagnolo e compagnia bella. Provate a pensare che saltino i campionati del mondo del
quelli dell'anno che dovevano svolgersi la scorsa estate in Bulgaria, potrebbero saltare un'ulteriore annata. Sarebbe veramente nella loro maturazione di un gruppo di eccezionali qualità, sarebbe veramente un disastro, sono d'accordo. Ale. Luca Bilocco specifica per la pallavolo in Slovenia solo Serie A. Diciamo che, vai. Sì, cerco di rispondere. Allora, partiamo dal discorso che alla fine non potremo accontentare tutti. Dovremmo cercare di fare una stagione, perché allora se allunghiamo la stagione, no, per cercare di fare tutti i campionati, non va bene. Se la facciamo corta, non va bene. Cioè, qua dobbiamo fare un po' di necessità virtù, ma sicuramente voglio dire, ci saranno gli esami? Ci saranno gli esami. Ma cosa vuol dire? Sarà un'annata praticamente ideale? No, non lo sarà. Vogliamo invece giocare? Vogliamo tornare in campo? Vogliamo dare un senso ad un'annata di ripartenza? Questo è lo scopo. Non possiamo oggi come oggi guardare tutto. Non giocheremo con magari... Adesso sto facendo un'ipotesi. Non giocheremo con all'interno delle squadre le ragazze che andranno a rappresentare la nostra nazione in competizioni internazionali? Lo faremo. Quante sono? 14? 20? 25? Ma cos'è importante? Il movimento o è importante in questo momento vincere un titolo? No, perché cioè veramente, guardate, qua noi stiamo lavorando incessantemente per cercare di trovare delle soluzioni, anche scontrandoci in qualche caso con la federazione centrale, se non siamo d'accordo, perché cerchiamo di portare comunque, volevo dire, l'interesse della nostra regione e l'interesse dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze, delle nostre società, dei genitori. Però qua capiamoci, o siamo uniti o veramente non ne veniamo fuori mai più. Scusate questo sfogo, ma è uno sfogo di mesi e mesi e mesi e mesi e mesi di lavoro su tutti i tavoli, perché si va in regione, si va in comune, nei comuni, si va a parlare per le palestre, si parla con le federazioni, si parla con le società, ma non siamo mica, volevo dire, qua qualcuno sta pensando che noi stiamo minando lo sport. Cioè, parliamoci chiaro, siamo comunque, a questo punto siamo stufi di sentire certe cose, perché siamo a disposizione e stiamo lavorando per questo. Questo è sicuro, e del tuo sfogo è comprensibile, Ale, però sai, magari le società sono esasperate e con chi se la prendono? Ma comprensibile, e ci mettiamo la faccia. Non dico giù, certo. E ci mettiamo la faccia. Siamo la domenica qua per sentirci anche tutte le critiche. Johnny. Poi, fra l'altro, Alessandro ha un altro problema che sono io, perché per tutti gli appuntamenti comuni che abbiamo fatto con sindaco in regione, assessori, palestre, tavole rotonde, sanificazioni, Codroipo dove siamo stati assieme, eccetera, eccetera, lui deve sempre fare i conti con la mia agenda, per cui fissa gli appuntamenti, mi dice: Giovanni, guarda che venerdì alle 19:30 ci aspettano, e io gli dico: guarda che sarò a Lucca in udienza e starò tornando indietro, piuttosto che sarò a Desenzano in macchina, eccetera, eccetera. Quindi Alessandro è ancora più stressato di me, perché ha un ulteriore problema che sono io nel far questo non avevo dubbi, tornare tutti i conti e gli appuntamenti, eccetera. È vero. Puoi rispondere a Massimo Drigo che dice: se la C-Gold, Johnny, seguirà le stesse tempistiche della C2 o C-Silver che si dica? Sì, sul punto non ho ancora parlato col presidente Nardi, però è evidente che il DPCM del 4 dicembre parla di 40 giorni, per non dire 50, quindi andiamo a metà gennaio, come diceva prima Alessandro. Prima del 16 gennaio io credo che non ci sia nessun tipo di possibilità concreta, quindi a mio giudizio prima di fine gennaio non ricominciamo. Credo anche la C-Gold, ma bisogna parlare in settimana, ve lo sapremo dire, insomma, parleremo col presidente Nardi del Veneto.
Ok, non so se ci sono altre domande, abbiamo perso qualche domanda per strada, soprattutto del volley. Ecco, Ale, quanti focolai sono stati individuati nelle società di pallavolo a livello nazionale? Abbiamo questo dato per ragionare? Ma guarda, cioè, l'esempio un po' più eclatante è quello, forse non vorrei portarlo come esempio negativo, perché non è corretto, non è giusto. Quando Davide Piccinin, un grandissimo dirigente del Volley Prata, anche se nell'ultimo anno diciamo non è presente, ma vive quella situazione veramente in prima persona, ne è l'esempio. Allora, mi riferisco a focolai. I focolai noi siamo bravi perché da questo punto di vista riusciamo sicuramente a contenerli, perché ci dà una mano anche la scuola, perché è la scuola poi che blocca praticamente un po' e che ci tiene allertati. Poi quello che noi portiamo in palestra, che a questo punto diventa probabilmente un numero limitato, diciamo che probabilmente siamo stati bravi tutti come società a cercare e a stare e a darne la massima attenzione. Il problema comunque alla fine resta, secondo me, resta sempre quello, di dover ripartire con il discorso della massima sicurezza, e volevo rifarmi anche a una domanda che riguardava, adesso mi era sfuggita tra le tante, che riguardava per esempio la serie C, del volley. Serie C, ecco, del presidente del Pozzo, del presidente Iuri, volevo dire, cioè, anche a noi, personalmente, anche a me, il discorso della C, che è un primo campionato nazionale, devo dirvi che mi ha lasciato perplesso. Devo usare questo termine. Abbiamo chiesto un confronto anche per capire quali siano state le reali motivazioni che hanno fatto propendere per una decisione di questo genere. C'è una situazione comunque, mi dispiace rubare ancora 20 secondi, ma per contestualizzare sul discorso del volley. La C e la D sono dei campionati che vengono organizzati prettamente dai comitati regionali, ma la C è un campionato regionale, nazionale, la D regionale, quindi la D era ferma, la C andava avanti. Capite che anche questo obiettivamente era un controsenso. Controsenso vuol dire legittimato, ma un controsenso. C'è poco di senso, cioè, è vero quello che dici tu, e ti fa anche onore essere onesto nella tua analisi a 360 gradi. John, una serie di cose, tanto Massimiliano dice, nel basket giovanile se mai inizieremo potremo prolungare la stagione in estate, credo di sì, ma risponderai tu. Poi vorrei unire prima Sabrina e Luca, no? Sabrina diceva l'importante è ripartire in qualche maniera, eccolo qua, l'importante è ricominciare, che è un po' lo scopo di tutti. E Luca diceva poi ci sarà qualche defezione, qualche infortunio, però io miscelerei questi due messaggi, cioè uno non elide l'altro, sei d'accordo? Ci sei, John? Chi è la domanda? Ecco, per te. Per tutte e due anche, uguale. Vai, sì, la domanda è per me? Ok. Sì, vai. Allora, vai. Sì, è vero che i messaggi si riuniscono. Allora, sotto un primo profilo si andrà a giocare anche d'estate, il problema potrebbe essere assicurativo e legato alla scadenza dei tesseramenti del 30 giugno, ma credo che la federazione di sicuro interverrà come ha già fatto nella scorsa stagione estiva con qualche deroga.
Secondo profilo, rischi di giocare tanto e quindi di farsi male. Ci rendiamo perfettamente conto, con un calendario estremamente compatto, soprattutto per i giovani, c'è questo rischio che devono andare anche a scuola, quindi il rischio di infortunarsi, chiedo scusa, di non avere un'adeguata preparazione. Cercheremo ovviamente di fare il meglio possibile. Purtroppo un campionato è considerato tale se ha 14 partite, almeno 14 partite, quindi dobbiamo tenere in considerazione questo. Faremo magari delle studieremo delle bolle, studieremo dei micro tornei a 4, a 6, a 8, ma insomma in un modo o nell'altro, se ci permettono di alzare la prima palla a 2, vi prometto che ne veniamo fuori. E per quello che riguarda rischi di ritiri, ne sono perfettamente consapevole. Di sicuro, e ve lo dico come comitato regionale, se qualche squadra al momento in cui avremo la certezza di poter ripartire non se la sentirà perché avrà perso 6 dei 14 giocatori che formavano inizialmente il gruppo dell'Under 16 e quindi non se la sente di iniziare il torneo a febbraio, a fine gennaio, quando sarà, non daremo, lo proporrò al consiglio direttivo, non daremo nessuna sanzione, nessuna inibizione al presidente, nessuna multa, eccetera, eccetera. Lo capiremo perfettamente. Quindi non preoccupiamoci di tutto ciò. Siamo in una stagione straordinaria, cercheremo di non farci del male, cercheremo che assomigli il più possibile a una stagione normale. Allora rispondi tu a Giuseppe Agosta. Per la stagione 2021, penso sia riferito a te, credo, no? O entrambi. Per la stagione 2021-22 c'è la possibilità di continuare per le categorie giovanili con le stesse annate, cioè proporre un under 17 e un under 19? Ma quello che è dato, scusami, è di non far perdere 2 annate ai ragazzi, no? È quello che si diceva prima, di non fargli perdere 2 stagioni giovanili, credo. Quello che è dato a sapere è che il maschile dovrebbe proseguire con le regole dei dispari, quindi 13, 15, 17, 19. C'è un discorso che riguarda il femminile dove la parte del nazionale, delle nazionali, i tecnici delle nazionali vorrebbero invece rientrare alle annate pari, quindi perché le categorie a livello europeo sono su annate pari e quindi per lavorare in sintonia con tutto il resto dell'attività internazionale. Devo dirvi che a questo punto sarà anche eventualmente compito del nuovo Consiglio federale confermare queste linee o eventualmente modificarle. Noi speriamo, ci auguriamo di poter dare il nostro contributo, anche perché ricordiamo che a febbraio, alla fine di febbraio, durante il mese di febbraio si cambieranno tutti i vertici. John, vale anche per te? Tu sai qualcosa di più di questo riguardo delle annate giovanili? O vale quello che ha detto Ale, cioè bisogna aspettare un attimino? Sì. Ridevo prima perché diciamo nell'ultimo anno solare è stato un tema molto dibattuto. Anche noi, l'Europa, la FIBA, ci consiglia le annate pari per poter poi avere un discorso di lavoro con le squadre nazionali, con i campionati, che poi possa essere, diciamo così, correttamente, aver corretto sfogo durante il mese di giugno, luglio, agosto con le finali nazionali, europee. Però abbiamo anche una forte corrente interna di allenatori e di addetti ai lavori che richiede a gran voce il ritorno alle annate dispari, per un discorso invece di parametro con la scuola. Chiedo scusa Giuseppe, ma io ho preso la palla, chiedo scusa Giuseppe, era riferito al basket, sta rispondendo Giovanni, ma ho preso la palla al balzo per girarla anche al mondo del volley, ovviamente. Vai Johnny. Con l'inizio dell'università, con lo svincolo, con tutte queste situazioni qui. Se ne è discusso molto, per ora non c'è un'intenzione di cambiamento, però sarà un tema senz'altro dibattuto. Dopodiché dovremo tutti parlare della legge Spadafora sullo svincolo, perché stiamo attenti
quello ci coinvolgerà più brevi, quindi deadline luglio 2022, tutti quanti, sia noi che voi della pallavolo, che il calcio, che il rugby, tutti gli sport. E questo era magari l'argomento di una trasmissione a sé stante. Abbiamo superato abbondantemente l'ora. Se non ci fossero altre domande, che oggi sono arrivate copiose, io vi manderei anche a pranzo, visto che piove, purtroppo non puoi andare a Barcola oggi, Ale, anche se siamo in area gialla e magari una passeggiata, no? Potrebbe essere anche più un caffè, accettata. a questo punto un caffè ancora, perché sì, ne ho bisogno. sì, Forse magari sai magari decaffeinato, perché oggi il clima è piuttosto elettrico, ecco. È piuttosto elettrico, quindi se non abbiamo altre domande, spero che abbiamo risposto a tutti, perché a me piace poi coinvolgere tutti in questo appuntamento che è nato quasi spontaneo la domenica mattina, come vedete, insomma, riscuote parecchi consensi, ma soprattutto parecchi interessi, e quindi voi siete qua per poi provare a dare delle risposte anche a chi non è d'accordo con l'operato dei vertici federali, ma insomma siamo qui per quello, e io cerchiamo di dare delle risposte, soprattutto di vedere al futuro con un minimo di positività e di speranza, perché questo poi lo sport è questo. Trasmissione proposta stasera alle 20:30 su BHTV, canale 113 di Digitale Terrestre. Grazie Francesco, vi lascio la vostra domenica. Giovanni, c'è Udinese Atalanta, speriamo bene. Ale, buona domenica a te. Udinese Atalanta 2-2, Werder Brema Stoccarda 3-1. Ci rivediamo stasera e vi sapete dire. Con queste profezie di Nostradamus, buon pranzo. Grazie. Caro Max, io mi tengo leggero, faccio una fatica boia, anche se non sembra, sono in rigorosissima dieta da 3 settimane. Grazie, ciao a tutti, buona domenica, salutiamo anche il mondo del volley e anche Pradamano. Ciao a tutti, grazie, ciao Giuseppe. Grazie a tutti, ciao. grazie a voi. Ciao. Grazie. Aspetta che esco.